oggi, come avete visto nella brochure di invito che vi abbiamo inviato, ci rivolgiamo, diciamo, ai territori delle imprese di Padova, Venezia e Rovigo, e oggi è il terzo e ultimo incontro informativo che facciamo a favore di imprese e associazioni di categoria e tutti i soggetti che a vario titolo, diciamo, operano nel settore del credito. E, la nostra iniziativa è un'iniziativa appunto di informazione e promozione sul territorio che stiamo svolgendo con un progetto che è in collaborazione con la Regione Veneto e in particolare la Direzione Industria, Commercio, Artigianato e Servizi e con Veneto Sviluppo. Scusate, avvio la registrazione anche della... Ah no, è già attiva, ok, quindi sto già registrando. Per chi mi chiedeva se ci sarà possibilità poi di visionare diciamo, l'incontro di oggi sul programma che vi abbiamo inviato, sarà possibile scaricare diciamo, il video dal link YouTube che vi abbiamo indicato. Sì, come dicevo, oltre che con la Regione Veneto, questi incontri sono svolti in collaborazione anche con Veneto Sviluppo SPA, che penso sapete, è la finanziaria, della Regione Veneto che si occupa della gestione di molti fondi destinati come liquidità alle imprese in questo particolare momento di crisi di liquidità e di assoluta necessità da parte delle imprese di credito. Il dottor Cavinato, che prenderà la parola per primo, che è appunto il funzionario che si occupa di seguire questi strumenti all'interno della sua direzione, e ci farà un po' il quadro normativo di quelli che sono i principali interventi previsti dal piano che, come sapete, la Regione ha denominato Ora Veneto, nel cui piano sono previsti diverse azioni a sostegno della liquidità e del credito. Poi comunque il dottor Cavinato ci farà anche una panoramica un po' più allargata, diciamo, sul settore. E, ecco, ci parlerà anche, suppongo, di eventuali possibili futuri interventi che andranno invece nella direzione del rilancio delle attività economiche della nostra regione. La parola poi passerà, come vi dicevo, alla dottoressa Sonia Grespan di Veneto Sviluppo, che invece ci illustrerà operativamente quali sono gli strumenti attualmente aperti per quanto riguarda appunto il credito. E prima di iniziare l'incontro, volevo solamente darvi, per quanto compete, diciamo, a me, nel senso di Union Camere, l'informazione che a livello territoriale le singole camere di commercio e in particolare comunque la Camera di Commercio di Padova e la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo stanno attuando delle misure a sostegno appunto della liquidità eh, che possiamo definire indirette, nel senso che si stanno finanziando dei consorzi fidi, dei confidi che sono stati o stanno per essere, insomma, a breve selezionati per erogare, ecco, sul territorio poi le risorse che le Camere destineranno a tale scopo. Quindi vi prego anche, oltre al discorso credito, ma comunque di monitorare un po' i siti delle Camere di Commercio, perché in questo periodo ci sono anche altri bandi o comunque verranno aperti altri bandi che riguardano altri tipi di settori, ad esempio internazionalizzazione o innovazione tecnologica o diciamo tematiche di questo tipo. Anche nel nostro sito, se andate in home page, troverete un'icona che si chiama Rilancio Imprese, accedendo al quale abbiamo diciamo, raccolto un po' tutte quelle iniziative che e comunque
che sono attualmente aperte, ma ovviamente raccogliamo anche quelle che man mano vengono aperte per quanto riguarda bandi o possibilità di finanziamento alle imprese. Detto questo, io appunto vi ripeto per alcuni aspetti operativi che i materiali che oggi visioneremo, le slide del dottor Cavinato e della dottoressa Grespan, vi verranno poi lunedì inviati alla mail che ci avete, con la quale vi siete iscritti al webinar di oggi. Come dicevo all'inizio, appunto, stiamo registrando l'incontro e verrà reso disponibile a tutti. E vi prego di tenere spenti i microfoni per non creare rumori, diciamo, di sottofondo o interferenze. Per quanto riguarda invece ovviamente le vostre quesiti, domande che in seguito agli interventi avrete esigenza insomma di porre, e vi invito ad utilizzare la chat, ponendo lì diciamo le domande, in modo che poi man mano quando i due relatori avranno finito il proprio intervento, cronologicamente diciamo andremo un po' a leggerle e a porre le domande che riterrete più opportuno fare. Io vi ho un po' detto tutto, diciamo, di come è strutturata oggi il webinar e anche sugli aspetti operativi, per cui, visto che siamo giusti con i tempi, andrei a questo punto a dare già la parola per il suo intervento al dottor Cavinato della Regione Veneto. Quindi prego te. Grazie Nicola, spero che voi mi sentiate, mi date conferma? Sì? Si sente? Sì, sentiamo. Perfetto, ok, allora avvio le presentazioni, un secondo. Allora, delle avvertenze tecniche praticamente sul mio intervento. Il mio intervento darà un quadro macroeconomico di contesto, spiegherà praticamente cosa è stato fatto nel primo periodo in cui è scoppiata la crisi a supporto delle aziende. Dopodiché darò delle brevi informazioni in materia di credito sulle varie novità, perché quest'anno l'intervento è molto più focalizzato sulle nuove misure per l'assistenza al credito alle imprese, visto quello che è successo. Per cui quelle parte di normativa bancaria che farò nelle ultime slide è molto più contenuta rispetto agli anni scorsi. Questo perché è stato dovuto dalle esigenze di impianto dell'intervento. È chiaro che per chi ha seguito i miei interventi negli ultimi 2 anni, questo è un'ulteriore parte che va in direzione di aggiungere delle informazioni e quindi presuppone magari una conoscenza di quello che era stato detto praticamente nei precedenti anni, in cui ci eravamo focalizzati sulla normativa del patrimonio bancario e anche sulla normativa degli aiuti di Stato. Questo per rispondere a una domanda che era venuta fuori nel 2017, che era quella del perché, posta da delle imprese, del perché le banche non mi danno credito. E quindi abbiamo inteso di sviluppare tutta la materia bancaria per far capire all'interno di quali regolamenti il credito si muove. È chiaro che all'interno di queste normative si muovono anche le agevolazioni regionali, soprattutto se sono normative regionali di aiuto alle imprese che sono correlate con la normativa bancaria e con queste devono necessariamente fare i conti. Per cui tutti gli interventi che sono stati messi in piedi scontano una cornice entro la quale si può procedere per fare gli interventi e dalla quale ovviamente non è che si può uscire essendo normative istituzionali e di quadro.
Dopodiché io introdurrò brevemente la nuova misura sulla liquidità al 100%, lasciando volutamente la parola alla Sonia, che è in grado di fornirvi delle indicazioni su come materialmente quel finanziamento viene attivato. Per cui io vi darò, rispetto a quel provvedimento, soltanto la genesi di come il procedimento, comunque come è stato messo in piedi il procedimento e come il provvedimento nasce. Sulla, diciamo così, l'operatività spicciola, lascerei la parola alla Sonia, che in quanto referente per Veneto Sviluppo proprio dell'istruttoria delle pratiche è in grado di darvi delle informazioni più puntuali. Ovviamente vi invito a fare delle domande e vi dico già che per quanto riguarda altre misure che stiamo attuando, come riprenderò dopo, abbiamo inteso fare un ulteriore seminario, adesso vedremo con Union Camere, magari alla fine di ottobre e primi di novembre, perché è stato praticamente approvato un ulteriore provvedimento che vede la Regione in qualità di cofinanziatore insieme al sistema del credito, con la delibera 420 dei primi giorni di settembre, che è anche questa una delibera rivoluzionaria in materia di credito a favore delle imprese ed è qualcosa che serve per la ripartenza. Dopodiché è in fase di chiusura anche il trasferimento di risorse addizionali per la garanzia di portafoglio su vari finanziamenti che verranno rilasciati alle imprese per la liquidità. Però siccome questi provvedimenti si stanno chiudendo, come vedrete nelle slide, ho ritenuto opportuno fare un ulteriore seminario su questi in modo da poter andare in profondità con Sonia magari sull'operatività anche di quegli strumenti da un punto di vista di come si fa la domanda, i beneficiari e quant'altro. Per cui io partirei col mio intervento da una slide. Questo è il quadro economico che praticamente è stato in qualche modo evidenziato dal volume sulle economie regionali, l'economia del Veneto di giugno di quest'anno dalla Banca d'Italia. Qui praticamente la Banca d'Italia ci dice che già l'economia del Veneto aveva un particolare rallentamento e la crisi pandemica non ha fatto altro che praticamente intervenire su questo rallentamento che c'era stato e che era già iniziato nella seconda parte dello scorso anno, nel quale la fase espansiva dell'economia della nostra regione si era fortemente indebolita. Nel primo trimestre del 2020 l'indicatore ha assunto dei valori negativi e quindi praticamente questo avviene per la prima volta dall'estate del 2013. In buona sostanza, da quello che dice il report della Banca d'Italia, saremmo ritornati indietro di 7 anni. Quindi praticamente le informazioni che sono state analizzate da Banca d'Italia le consentono di fare una previsione di una contrazione del prodotto interno lordo nella regione, che sarà una contrazione che potrebbe anche essere più intensa rispetto a quella nazionale e che potrebbe quindi registrare una flessione del circa il 9,2%. Sempre in questo report ho voluto mettere questa slide che sintetizza praticamente i prestiti bancari al settore privato non finanziario, che hanno praticamente ristagnato nel 2019. Nel primo trimestre di quest'anno hanno registrato una moderata crescita, soprattutto per quello che riguarda le esigenze di liquidità da parte delle imprese. Alla vigilia della crisi la qualità del credito aveva scontato o comunque si era messo in buona sostanza, diciamo così, in regola, perché avevamo avuto modesti tassi di deterioramento che fanno riferimento ovviamente al default delle imprese e quindi tutto sommato pareva che la situazione fosse sotto controllo, ma su questo poi torneremo facendo accenno a delle normative che andranno in vigore a partire dal 1° gennaio del 2021. Quindi praticamente le misure governative che sono state introdotte nei mesi più recenti dovrebbero avere l'effetto nel breve periodo di contenere le insolvenze, anche in modo significativo. E qui io direi però
però comunque i tentativi sono sempre lodevoli e quindi ovviamente possono essere delle risposte date subito di fronte a dei problemi. Vorrei farvi notare invece questa slide che io ritengo abbastanza importante, perché nel bollettino economico regionale numero 5 del 2020 della Banca Centrale Europea è la stessa Banca Centrale Europea che ci dice che i criteri di concessione del credito sono stati sostenuti da garanzie pubbliche sui prestiti nella maggior parte dei paesi dalle misure di politica monetaria. Questo è un segnale importante che la Banca Centrale Europea dà, perché viene a dirci che in buona sostanza senza un intervento di pubblico probabilmente la crisi sarebbe stata peggiore. Quindi questo è una slide da tenere a mente perché è fondamentale che la Banca Centrale Europea riconosca praticamente questa come una possibile soluzione, non per risolvere il problema, quantomeno per attutirlo e per fare in modo che l'economia continui a girare, rimanga in piedi, o che comunque abbia un ridimensionamento che senza l'intervento pubblico probabilmente dovrebbe avere una portata ben più incisiva. Quindi, in buona sostanza, quando scoppia la crisi, la prima soluzione che viene trovata, animata ovviamente da tutte le più buone intenzioni, è il decreto dell'8 aprile 2020, numero 23, articolo 13, che è il famoso intervento del Fondo Centrale di Garanzia, che prevede praticamente l'innalzatura della copertura della garanzia fino al 100% per i finanziamenti che inizialmente erano di 25.000 euro, ma che poi in sede di conversione del decreto legge praticamente vengono modificati e portati ai 30.000 euro, e gli anni praticamente diciamo così, di periodo di ammortamento vengono portati a 10 con la conversione in legge. Ovviamente fino ai 30.000 euro c'è la copertura al 100%, viene stabilito nella misura del 90%, viene data sulle operazioni al di sopra dei 30.000 euro, a cui si può aggiungere, per arrivare al 100%, una copertura del 10% rilasciata dagli organismi di garanzia. Chiaramente il tentativo è lodevole perché cerca di dare una risposta ovviamente istantanea a quali sono le problematiche del sistema e quindi di sostenere le imprese. Però allo stesso tempo praticamente ha anche delle ombre, perché innanzitutto stiamo parlando di una garanzia, perché e quindi praticamente il funding, cioè il prestito, il finanziamento viene effettuato dall'istituto di credito con risorse sue, e quindi praticamente questo diciamo così, messa in circolo del denaro da parte di un istituto di credito che è un privato e quindi fa delle attività e ha degli impieghi, non può non essere remunerato. Per cui già c'è un primo discrimine che forse non è stato colto, non di chi ha scritto il decreto, ma fuori. Un conto è dare una garanzia e che questa garanzia sia pubblica. Un conto è che il finanziamento sia fatto con risorse pubbliche. Cambiano ovviamente le due cose. C'è anche un altro tipo di problematica. Nel momento in cui il decreto viene a stabilire che il Fondo Centrale non deve fare la valutazione, lo dice da un punto di vista amministrativo. Quindi l'istituto di credito, che comunque si fa garantire dal fondo, ha la preoccupazione del fatto che la garanzia che gli viene rilasciata sia una garanzia che in caso di default del prenditore sia esecutibile. Quindi se si verifica una situazione del genere e praticamente il Fondo Centrale, che prima non ha fatto l'istruttoria ma ha dato la garanzia in automatico, va a verificare nel momento dell'escussione i requisiti ex post del beneficiario e quindi praticamente a vedere se si ritrovava nelle fattispecie previste dal decreto, potrebbe dichiarare la garanzia inefficace e quindi non pagare l'istituto.
Questa è la ragione per cui anche davanti a una garanzia del 100% rilasciata dal fondo, le banche possono richiedere delle garanzie personali o possono in qualche modo avere dei dubbi sulla concessione praticamente del finanziamento. Ricordo peraltro che anche le banche sono degli enti privati e devono fare una redditività e il quadro regolamentare nel quale sono inserite le banche non diciamo aiuta l'erogazione del credito, perché se voi avete seguito gli impegni gli interventi degli anni scorsi, la normativa 575 del 2013, che è stata emendata nel 2019, e dopo magari vi do degli accenni su questo, praticamente obbliga le banche ad avere dei requisiti patrimoniali. Collegando questo regolamento con la direttiva, quella che è chiamata BRD, che è quella che è ormai nota disgraziatamente per il bail-in, ci dice che praticamente le banche, nel momento in cui devono erogare delle risorse, devono coprire quel finanziamento, il rischio cliente, con una dotazione a patrimonio. Chiaramente vanno a cercare una garanzia perché la dotazione a patrimonio può essere di un'entità a seconda della garanzia che si raccoglie. Se la garanzia è personale, il peso è di un certo tipo. Se si interpone il confidi, chiaramente il peso è un altro. Se c'è la garanzia di fondo centrale, il beneficio è maggiore. Questa è la ragione per la quale il credito non esce se non praticamente in qualche modo è stato in qualche modo aiutato da una garanzia dei tre tipi che io vi ho rappresentato, perché questo consente alla banca di minimizzare l'accantonamento del patrimonio assunto sul rischio del prenditore. Dopo ovviamente ci sono dei pericoli di quella che noi possiamo chiamare e comunemente viene chiamata la moral hazard. Che cos'è? Il comportamento opportunistico. Cioè potrebbe ingenerarsi la volontà dell'istituto di credito di sostituire la garanzia reale, quindi un finanziamento che era già stato fatto, con una garanzia del fondo centrale, che è una garanzia dotata di privilegio, e quindi praticamente la valenza è tutta un'altra. Ovviamente potrebbe esserci stato anche questo rischio qui quando il decreto è stato messo in piedi. È chiaro che anche qui io vorrei dire una cosa, non pensiamo che tutti gli intermediari siano comunque delle persone che non si comportano a norma e che facciano delle cose che non vanno. Perché? Perché se noi siamo convinti di questo, ci sono tutta una serie di procedimenti che noi possiamo mettere in piedi, però non invito tutti a considerare che come c'è il buon dipendente pubblico e c'è il cattivo dipendente pubblico, c'è chi praticamente nell'esercizio della sua professione lo fa con professionalità praticamente o non lo fa, per cui io mi raccomanderei nell'approccio con gli istituti di non fare di tutta un'erba in fascio, e se ci sono delle cose delle quali noi siamo convinti che non vanno bene, diciamo la normativa ci dà delle modalità per tutelarci. Poi c'è un altro tipo di problema: i finanziatori corrono il rischio di essere accusati di reati, quindi molte volte non erogano il finanziamento, perché potrebbe essere che una persona che ha un'attività animata da un grande entusiasmo all'inizio pensi di andare avanti e quindi ottiene la garanzia di ultima istanza dello Stato. Se però praticamente dopo aver ottenuto questa garanzia dello Stato, tra qualche mese decide di mettersi in una procedura fallimentare, lì potrebbe esserci un problema, perché avendo ottenuto della liquidità e avendo utilizzato questa liquidità per pagare dei fornitori, il problema è che un domani il giudice, siamo ovviamente sempre nel caso dell'ipotesi, io vi rappresento, vi do uno scenario completo, potrebbe dire, sì, ma tu hai avuto questo prestito, con questa liquidità hai pagato i fornitori, attenzione che c'è un credito privilegiato dello Stato, per cui praticamente dovevi pagare lo Stato e dopo il tuo fornitore, e quindi praticamente potrebbe ipotizzare il reato di bancarotta preferenziale.
e quindi il finanziatore che praticamente dà delle risorse o comunque finanzia potrebbe essere accusato, potrebbe perché siamo sempre nel campo dell'ipotesi di concorso. Vi ricordo peraltro che quando si parla nel decreto di non fare l'istruttoria, è bene che teniamo in mente che l'istruttoria non la fa il Fondo Centrale di Garanzia, ma l'intermediario è tenuto a farla, e questo lo dice il testo unico bancario, e questa ipotesi è stata rafforzata dal Tribunale di Napoli, che interviene ad agosto di quest'anno con una sentenza che, criticando il decreto del quale sto facendo il commento, praticamente dice a chiare lettere nella sentenza che non si esclude in alcun modo il dovere delle banche di operare una valutazione del merito di creditizio dei beneficiari. E lo fa citando un circolare di Banca d'Italia che viene praticamente fuori nello stesso momento in cui viene fuori il decreto governativo. La circolare praticamente della Banca d'Italia, che è stata inviata agli intermediari con nota del 10 aprile del 2020, ha specificato ulteriormente gli obblighi di valutazione che sono in corpo agli intermediari quando concedono il credito nonostante la presenza del decreto. E quindi praticamente bisogna tenere presente anche di questo. Quindi informazione: chi non fa l'istruttoria è il fondo, l'istituto deve fare il merito creditizio. Questa è una cosa sulla quale si è equivocato molto nel corso dei primi mesi nei quali il decreto è stato adottato. Quindi, in buona sostanza, davanti alla situazione che vi ho rappresentato, e questa prima risposta che è stata data animata da tutte le migliori intenzioni, tra l'altro sul Fondo Centrale di Garanzia vi ricordo che noi come Regione Veneto abbiamo messo molte risorse nel corso degli anni appunto per sostenere il territorio. Noi come Regione abbiamo avuto questo quadro, ci siamo trovati a un territorio che stava fronteggiando diverse difficoltà, cioè la chiusura delle attività e anche una diminuzione delle forniture. Questa cosa ce la dice la Banca d'Italia nel bollettino di aprile del 2020 di quest'anno. Questo per darvi il quadro della situazione com'era nel momento in cui noi siamo partiti per strutturare i provvedimenti. Quindi ci siamo chiesti come dovevamo intervenire, e siamo intervenuti con tutto un set di strumenti che io nella semplificazione di oggi chiamerò already operational e on progress. Gli already operational sono quelli che sono già operativi, gli on progress sono quelli che sono in stato di avanzamento. Tra questi, che sono on progress, c'è la delibera a cui facevo cenno prima nell'inizio dell'intervento, la 1240 del 1 settembre 2020, che è il fondo di rotazione anticrisi delle attività produttive, che noi abbiamo visto come finalizzato alla ripartenza, che è in fase di attivazione e che ovviamente, come vi dicevo, sarà oggetto praticamente di, se riusciamo a farlo, di un nuovo web meeting come questo, nel quale andremo a spiegare come funziona questo strumento e andremo a darvi delle informazioni su quella che è praticamente l'attivazione delle garanzie di portafoglio, che sono, diciamo, due ulteriori strumenti che, secondo come noi abbiamo ragionato, dovrebbero completare gli strumenti praticamente che potrebbero dare una mano alle imprese, sempre all'interno ovviamente della regolamentazione europea, sia bancaria sia sugli aiuti di Stato. Quindi praticamente abbiamo cercato di agire subito su settori che hanno dovuto chiudere le attività e che hanno risentito della situazione, e quindi ci siamo subito rivolti praticamente a quelle che erano le piccole imprese gestite anche a livello familiare, e quindi capirete perché i 3 interventi di oggi sono degli interventi che sono rivolti a questa fascia praticamente di imprese. Per la prima volta i nostri interventi, quindi specialmente il Fondo sulla liquidità, ha riguardato anche la possibilità di sostenere praticamente
anche le cooperative e anche i liberi professionisti, perché ritenevamo che anche quei settori lì in questo momento fossero meritevoli di una particolare attenzione e quindi praticamente li abbiamo inclusi nel provvedimento sulla liquidità. Quindi in buona sostanza siamo intervenuti con 3 provvedimenti che hanno modificato gli strumenti regionali gestiti dalla finanziaria Veneto Sviluppo SpA e praticamente siamo intervenuti con una moratoria, quindi sul versamento delle rate dei piani di ammortamento di imprese che avevano stipulato finanziamenti agevolati con la Veneto Sviluppo SpA per le finalità previste dai fondi di rotazione regionali. Siamo intervenuti sulle modalità di garanzie e finanziamenti collegati alla gestione corrente dell'impresa, in particolar modo sul consolido dell'indebitamento a breve e sulle operazioni finanziarie bancarie, aventi una durata massima di 18 mesi, e lo abbiamo fatto modificando il fondo di garanzia regionale nelle forme della riassicurazione, e poi siamo intervenuti come unico provvedimento sul finanziamento per la liquidità alle aziende in senso stretto. I provvedimenti sono questi qui, quelli che ovviamente sono già operativi, la 388 che praticamente riguarda l'adesione della Regione Veneto all'addendum all'accordo per il credito del 2019, è stato sottoscritto il 6 marzo 2020, sono praticamente la deliberazione della Giunta regionale 490 del 21 aprile 2020 che riguarda praticamente la riassicurazione, e la delibera 618 del 19 maggio 2020 che è quella che praticamente riguarda la liquidità al 100%. Per quello che riguarda la moratoria del credito, come Regioni noi abbiamo voluto agganciarci all'accordo che è stato sottoscritto il 6 marzo di quest'anno, che praticamente ratifica e prolunga l'accordo del 2019. Abbiamo incluso anche quelle che sono le moratorie previste nel decreto del governo, ed allo stesso tempo però siamo andati allargando questo concetto di moratoria, cioè qualora ci sia un istituto di credito che praticamente ha fatto un finanziamento agevolato con i fondi della Veneto Sviluppo, che praticamente non è firmatario dell'accordo per il credito a livello nazionale, oppure che con l'impresa che non è nelle condizioni previste dal decreto del governo, abbiamo detto che qualora le parti dimostrino la volontà di sospendere la moratoria, anche al di fuori delle 2 fattispecie, e quindi accordo per il credito 2019 ratificato il 6 marzo 2020 e praticamente quello che è prescritto nel decreto del governo, se la volontà delle 2 parti c'è, si può praticamente richiedere la sospensione praticamente del rimborso delle rate, chiedendo una moratoria anche sui fondi regionali, sui finanziamenti agevolati che operano sui fondi di rotazione a regolamento vigente. Per quello che riguarda la riassicurazione del credito, praticamente abbiamo innalzato praticamente la copertura della percentuale del fondo regionale sulla garanzia di confida dai confidi, in modo da fare in modo che i confidi avessero una maggiore copertura, rilasciassero delle garanzie alle imprese, sfruttando anche le convenzioni che i confidi hanno con le banche per cercare di alimentare il credito. Vi faccio notare che il nostro fondo di riassicurazione a livello regionale praticamente ha delle peculiarità che sono quelle di lavorare su operazioni di piccolo importo, che comunque il Fondo Centrale di Garanzia non è che fa, per cui avere anche un fondo di garanzia regionale che ha questa operatività, che va sul rinnovo degli affidamenti a 18 mesi, sulle operazioni di consolido, praticamente è una cosa che è importante, ed è nel quadro degli strumenti di garanzia un ulteriore tassello che può essere utilizzato da un'impresa quando magari nel fondo centrale di garanzia non c'è quella risposta. Allora il fondo di garanzia regionale potrebbe dare o potrebbe consentire un intervento che da un'altra parte non c'è, per cui si è trattato di mettere in rete in un sistema integrato la garanzia rilasciata da fondo a livello nazionale
con quella del nostro fondo di riassicurazione, che peraltro è andato molto bene, sta comunque andando molto bene, perché vede praticamente un lavoro della Regione in sinergia con i Confidi, che ha consentito sui piccoli finanziamenti, quindi sul rinnovo dei finanziamenti per la liquidità, in questi anni di avere e di dare un contributo importante a far girare la liquidità alle imprese, specialmente su quelle piccole. Per cui questo è da ricordarsi, un ulteriore strumento finanziario per il quale praticamente è giusto approcciarsi e potrebbe essere utile a usufruirne, per cui vi invito tutti, specialmente se ci sono delle imprese, a non lasciare caderlo in secondo piano, ma leggerselo, valutare quelli che noi riteniamo siano i pro e i contro, ma questo intervento è un intervento che è essenziale e che va molto bene, è andato molto bene negli scorsi anni. Poi io adesso lascio ovviamente la parola alla Sonia su quello che riguarda la delibera 618 sulla liquidità. Il quadro economico dell'intervento sulla liquidità, prima di rappresentarvi questa slide che vi faccio vedere adesso, che è la parte, diciamo, finale, quella degli interventi sulla normativa bancaria. La 618 non c'è la slide perché l'intervento riguarda Sonia. Ecco il finanziamento sulla liquidità al 100%, nel quale praticamente noi abbiamo cambiato l'approccio. Di fronte a un panorama del credito, che è quello che vede la fusione degli istituti di credito, cercando praticamente di aumentare i loro requisiti patrimoniali, praticamente noi siamo andati in una direzione opposta. Abbiamo pensato di fornire noi il funding a delle banche che volessero fare un accordo con la Veneto Sviluppo e quindi con la Regione per finanziare le imprese e dare finanziamenti fino a 50.000 euro. Allo stesso tempo abbiamo coinvolto in questa operazione anche gli organismi consortili di garanzia, e quindi la nostra idea è stata quella di, a fronte di banche che si fondono sempre di più, abbiamo pensato in qualche modo di allargare la filiera del credito per fare in modo che ci fossero delle opportunità per le aziende di rivolgersi a qualcuno per ottenere il credito, visto il disimpegno magari di alcuni istituti. Badate bene, anche lì bisogna dire con chiarezza una cosa: un istituto di credito, e lo ribadisco, è un privato che deve fare della redditività. Come un'impresa sceglie con chi lavorare, un istituto di credito sceglie anche lui con chi lavorare, e soprattutto, come un'impresa sceglie un ramo di business, anche un istituto di credito sceglie quale è il ramo di business sul quale concentrarsi. Per cui praticamente potrebbe essere che alcuni istituti abbiano scelto dei rami di business di un altro tipo e quindi praticamente si siano rivolti a quel mercato lì. Altri invece danno una maggiore attenzione a questo tipo di mercato, e alcuni invece potrebbero darla praticamente usufruendo di quanto praticamente abbiamo messo in piedi con la delibera 618, nella quale la banca che vuole dare finanziamento all'impresa riceve la provvista al 100% dalla parte della Veneto Sviluppo, quindi il capitale che mette non è suo ma è nostro, e quindi noi abbiamo messo questa condizione di fare erogare con un tasso dell'1,20 proprio perché il capitale non è dell'istituto ma è della regione, e praticamente è quel capitale che esce dai fondi di rotazione. E qui praticamente la 618 poi sarà Sonia che vi spiegherà l'operatività dello strumento entrando nel dettaglio. Per quello che riguarda la normativa bancaria, ci sono delle novità, perché dal 1 gennaio del 2021 le banche applicheranno delle nuove regole. Il regolamento 575 del 2013 ha introdotto nell'articolo 178 un nuovo concetto sull'esposizione, il nuovo concetto che riguarda le disposizioni di default sul debitore. C'è stata tutta una lavorazione da parte delle istituzioni comunitarie con l'EBA, che è l'ente che praticamente è demandato a occuparsi praticamente di delle linee guida in materia bancaria e creditizia, che praticamente ha fatto delle linee guida in materia della definizione di default, e quindi praticamente ha introdotto il concetto delle soglie di rilevanza.
che sono molto importanti. Il concetto di soglia di rilevanza è molto importante perché l'istituto di credito ha la facoltà, vedendo quando un'impresa si trova praticamente di fuori di queste soglie di rilevanza, a dichiarare o meno l'impresa in default. Poi praticamente nel 26 giugno del 2019, questa cosa, scusate, dell'EBA è stata recepita con il regolamento delegato dell'Unione Europea 171 di ottobre 2017, dove sono stati specificati i criteri per la fissazione delle soglie di rilevanza, e nel 26 giugno del 2019, con una comunicazione, la Banca d'Italia ha introdotto le modifiche alle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate applicate nelle segnalazioni statistiche di vigilanza. In buona sostanza, io qua ho voluto rappresentarvi quello che la normativa dice. Pensiamo che la cosa funzioni in questi termini. Mentre prima si andava a guardare il complessivo di un'esposizione nei confronti di un istituto di un beneficiario che aveva varie linee di credito, adesso non sarà più così, nel senso che se uno non è in linea con una propria linea di credito, è chiaro che mentre prima c'era la compensazione all'interno delle varie linee che si avevano, con la nuova normativa il fatto che una linea di credito non sia andata a rimborso, ovviamente nelle tempistiche previste dalla normativa, questo potrebbe comportare non solo la chiusura di quella linea credito, ma la chiusura di tutta la posizione, quindi anche delle altre. Ovviamente questa cosa poi viene fatta per gruppo bancario e viene fatta praticamente anche su potenziali imprese che hanno rapporti con imprese che si vede chiudere la linea di credito. Questo è il risultato del tentativo praticamente di proseguire nell'unione bancaria, e quindi sotto questo praticamente diciamo sotto questa norma che cosa c'è? C'è il tentativo di evitare i rischi di contagio fra i vari istituti. Quindi in buona sostanza, per evitare il rischio di contagio si prendono degli accorgimenti a livello microeconomico. È chiaro che questo tipo di intervento potrebbe avere delle ripercussioni nella concessione della liquidità del credito, perché che un'impresa venga dichiarata in default, a parte che comporta tutta una serie di procedure se c'è la garanzia del fondo centrale, quindi l'attivazione e quant'altro, è chiaro che però potrebbe ingessare il credito. Non ho messo qui praticamente un'altra cosa che è abbastanza importante, della quale negli ultimi giorni si è sentito parlare, ma magari la faremo in un altro intervento, che è quella del calendar provisioning. Il calendar provisioning che cos'è? È una nuova normativa dell'Unione Europea, è praticamente l'emendamento fatto nel 2019 del 575 del 2013 che riguarda praticamente i famosi crediti deteriorati, gli NPL. Obbliga questa nuova normativa, che parte da gennaio di quest'anno, gli istituti di credito a smaltire gli NPL se sono coperti da garanzie tipo il mutuo e l'ipoteca in 2 anni, ve la faccio breve, scusate, se non sono coperti da mutuo e ipoteca in 2 anni, mentre se sono coperti da garanzie reali, quindi mutuo e ipoteca, in 7. Quindi praticamente voi capite bene che lì si potrebbe creare un problema nello smaltimento di questi in velocità da parte degli istituti. Vi ricordo, e qui mi aggancio a quello che avevo detto prima e avevo premesso l'intervento, che la normativa patrimoniale delle banche è collegata praticamente alle modalità sempre di salvataggio degli istituti che sono contenuti nella direttiva BRD, che è quella che praticamente ha visto in Italia nel 2015 l'applicazione dei famosi decreti che riguardano il bail-in. Per cui quando noi ci domandiamo il perché ci sono delle difficoltà di accesso al credito, dobbiamo considerare che le banche operano in un regolamento che prevede
che loro debbano comportarsi in un tal modo, e che questo regolamento sia collegato a un altro regolamento che dice che se le banche non fanno così, il patrimonio scende, devono andare sul mercato, fare l'aumento di capitale, se non trovano un aumento di capitale per ricostituire il patrimonio, lì c'è il problema che abbiamo visto, che è praticamente l'azzeramento degli azionisti, coloro che hanno le obbligazioni subordinate, e anche praticamente di coloro che hanno i conti correnti superiori ai 100.000 euro. Tutto questo lo dobbiamo praticamente alla normativa che vuole andare avanti praticamente nel concetto di unione bancaria che è stato stabilito a livello di Unione Europea. Volevo darvi questi elementi sulla nuova definizione di default, quindi su quelle che sono le linee di credito, e darvi questa spiegazione molto a grandi linee. Vi ho messo le slide. Vi invito, chi vuole analizzare la cosa, andarsi a leggere il regolamento, di approfondire eventualmente, se la cosa gli interessa, anche il nuovo regolamento del 2019 che riguarda praticamente questo calendar provisioning, che è il 6/30 del 2019. Mi rendo perfettamente conto che la normativa sia complicata, però è importante che il messaggio che passi è che molte volte quello che si può fare a livello di normativa per agevolare le imprese sconta il fatto che quella normativa lì sia necessariamente collegata alla normativa del credito, che riguarda appunto l'unione bancaria, ma anche alla normativa degli aiuti di Stato, che io in questo caso ed oggi non ho voluto affrontare. Vi dico però che c'è un regolamento attualmente in vigore, che possiamo chiamare così un regolamento di franchigia, che è praticamente il Temporary Framework, che è stato attivato in aprile, ha avuto 3 modifiche, che riguarda praticamente gli aiuti di Stato concessi alle imprese, e quindi quelli lì non vanno computati se rilasciati secondo quel regime di aiuto all'interno del plafond che le imprese hanno ai sensi del regolamento 1407 del 2013, che è il regolamento dei minimis, no? Che prevede che ogni impresa abbia un plafond di 200.000 euro, e quindi la registrazione dell'aiuto nel Registro Nazionale Aiuti, che è una tematica che abbiamo affrontato nei seminari dell'anno scorso, sui quali magari, se c'è un particolare interesse, torneremo quando faremo gli altri interventi, anche quelli che potremo fare l'anno prossimo, eventualmente in questi seminari che facciamo con Union Camere. Quindi io a questo punto mi fermerei qua, però prima di salutarvi vorrei stimolarvi e dirvi ancora 2 cose. Allora, noi come Regione Veneto abbiamo partecipato a un progetto europeo che mirava alla sperimentazione dell'inserimento di alcuni progetti che lavoravano come attività economica nell'attività artistica o nel settore culturale, e quindi praticamente abbiamo accompagnato questi progetti a un percorso formativo finalizzato all'inserimento in una piattaforma, perché chiaramente volevamo vedere se lo strumento del crowdfunding, che ovviamente sul quale potremo tornare nei prossimi seminari, tutto quanto, che è uno strumento nuovo, finanziario nuovo, potesse essere un tentativo di soluzione per far raccogliere dei finanziamenti a certe attività, specialmente quelle che partono. Quindi abbiamo accompagnato queste imprese in un percorso di business plan finalizzato all'inserimento delle piattaforme, li abbiamo inseriti in una piattaforma che sia prestata, e quindi praticamente i progetti che ci sono e che saranno disponibili nella piattaforma che si chiama Fundera fino al 30 settembre di quest'anno, praticamente riguardano due attività di tipo artigianato artistico, che sono Terza Forma, che è un'attività di un artigiano che nella forma del design vuole creare dei prodotti innovativi nel settore della ceramica. Terracotta Hub Gallery, che invece riguarda un recupero
del centro storico di Bassano del Grappa, tradizionalmente collegato alla lavorazione della ceramica, e quindi l'inserimento potenziale nel centro di Bassano del Grappa di, diciamo così, attività economiche che riguardano il settore della ceramica. Gli altri due progetti riguardano il settore della cultura. Abbiamo avuto praticamente la Scuola Grande di Venezia, che ha una società e che promuove questo progetto nel quale vuole familiarizzare o far conoscere ai turisti il problema dell'acqua alta a Venezia, per cui sta facendo un progetto nel quale chi entra alla Scuola Grande praticamente può fare un'esperienza nella quale può vivere il fenomeno dell'acqua alta a Venezia, e quindi questo progetto è stato inserito all'interno della piattaforma, anche lui per la raccolta dei fondi. Non ultimo, praticamente c'è il progetto Living Early History, è un progetto che anche questo in realtà è aumentata, che vuole praticamente ricostruire la vita dei Veneti antichi, ed è collegato al Museo di Rozzo, che è sull'altipiano di Asiago, dove sono stati ritrovati praticamente dei reperti archeologici dei Veneti antichi. Ovviamente si pensa di trasformare, di collegare il museo in un'attività economica di tipo imprenditoriale rivolta al settore culturale, e quindi il progetto è stato messo, ha partecipato anche lui al corso, ha fatto il business plan e è stato inserito nella piattaforma. È chiaro che ovviamente queste persone che hanno partecipato con tanto entusiasmo in questi progetti si sono trovati anche loro a essere inseriti nella piattaforma in un momento di estrema difficoltà praticamente del Covid, per cui nel momento nel quale è scoppiato tutto questo, molti potenziali finanziatori di queste idee si sono trovati a preferire di sostenere praticamente con delle donazioni gli investimenti in tema di sanità, quindi che so, l'acquisto di mascherine, l'acquisto praticamente di vari accorgimenti per le attività, in modo che continuassero a farlo in sicurezza, ed è una cosa estremamente comprensibile. Vi invito comunque, se voi volete, ad entrare sul sito di Fundera, a vedere questi progetti, e se lo ritenete opportuno, praticamente partecipare alle sottoscrizioni per dare una mano ai nostri aspiranti imprenditori che hanno queste idee, per cercare in qualche modo di sostenerli, perché siccome fanno parte del nostro territorio, se si può far partire un'attività rivolta anche a un altro tipo di business, noi come regione siamo sempre contenti. Ci consentirete inoltre di stimare la potenzialità dello strumento del crowdfunding, che ovviamente non ha solo la forma della donation, ha varie altre forme, sulla quale come regione noi potremo ragionare in futuro, mettendo questo praticamente strumento a servizio delle imprese. Vi ricordo peraltro che il mercato del crowdfunding lending è in forte ascesa, soprattutto per quello che riguarda lo sconto delle fatture, e soprattutto per quanto riguarda il crowdfunding equity che coinvolge il settore immobiliare. È una cosa sulla quale noi come regione, visto che è uno strumento finanziario nostro, abbiamo puntato la nostra attenzione. È chiaro che vorremmo ricevere anche dei feedback da parte del sistema delle imprese, se tale tipologia di strumento possa essere una cosa che il territorio ritiene opportuno, oppure è un'idea che non varrebbe la pena. Io sono dell'idea che avere tanti strumenti finanziari sul territorio regionale possa essere un bene, perché ci consente di avere un'ampia gamma di scelta. Però questa è la mia opinione. Quello che per me conta e che poi devo riportare è il fatto che abbia dei feedback dal territorio sulla bontà o meno delle idee, o comunque delle cose che noi portiamo avanti, perché chiaramente noi dobbiamo dare un'attenzione al sostegno del territorio. Quindi quello, e concludo e vado a concludere, quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto lavorando nei momenti in cui c'era la crisi, cercando di attivarci da subito. Partiranno anche gli strumenti nuovi. Abbiamo ovviamente dovuto operare nel quadro di regole
normative europee in tema di credito e in tema di agevolazione alle imprese che ci sono, perché chiaramente quella è la cornice nella quale noi possiamo operare. Vi lascio praticamente i miei riferimenti nel caso ci fossero delle domande da fare, a parte che adesso, insomma, se volete farle anche in chat, poi magari ci torneremo. Questi sono i miei riferimenti, i miei numeri di contatto, in modo da poter scambiare delle opinioni sui vari strumenti, capire se possono essere tarati meglio, eventualmente se si ha dei dubbi, capire magari dove ci si può rivolgere per determinate agevolazioni, perché costruire una rete è fondamentale, in modo da far girare le informazioni. Può darsi che una cosa che voi cercate come strumento non sia a regia regionale, ma sia messo in piedi dalle Camere, sia messo in piedi praticamente da altri istituti, e quindi praticamente vi inviterei a non farvi scrupolo quando avete voglia di telefonare agli uffici regionali, perché innanzitutto ci date il polso delle difficoltà che avete e ci stimolate a mettere in piedi degli strumenti nuovi. Allo stesso tempo noi probabilmente ad alcuni saremo in grado di dare delle idee per cercare di affrontare i loro problemi. Non so se riusciremo a farlo con tutti, però uno feedback o uno spunto potremo darvelo, e dopodiché sarete voi a scegliere se ritenete quello strumento opportuno e che fa per voi, oppure ritenete che non faccia per voi. Io vi ringrazio molto, ascolto l'intervento di Sonia e ascolterò le vostre domande ovviamente con estrema attenzione. Grazie. Grazie Giulio, e allora, come dicevi, diamo la parola per l'intervento a Sonia Grespan, che così illustra le misure che di cui prima accennavi, e le illustra a livello proprio operativamente come funzionano. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Sonia Grespan di Veneto Sviluppo. Anch'io, come Giulio, mi aiuterò in questa presentazione con delle slide. Adesso provo a presentarvele. Allora. Ok, datemi un secondo solo. Si vedono le slide? Mi date un feedback? Sì, si vedono. Perfetto. Vedono, devi metterla in presentazione. Ok. Sì, sì. Allora, appunto, io sono Sonia Grespan di Veneto Sviluppo e opero all'interno dell'area che si occupa di finanziamenti agevolati e contributi nell'ufficio che segue le istruttorie degli strumenti di agevolazione. Due parole su Veneto Sviluppo, se qualcuno ancora non ci conosce. Veneto Sviluppo è la finanziaria della Regione Veneto, opera ormai da una quarantina d'anni con l'obiettivo principale di dare attuazione a quella che è la politica economica della regione, favorendo il sistema economico regionale attraverso due tipologie di strumenti. Le agevolazioni finanziarie con l'utilizzo dei fondi di rotazione, dei fondi a contributo e dei fondi speciali che sono misti, quindi mettono insieme sia il fondo di rotazione che il contributo a fondo perduto, e con strumenti di equity come i mini bond e le partecipazioni strategiche, di cui si occupa sia un ufficio all'interno della Veneto Sviluppo che una SGR che è nata in condivisione con Friuli e adesso è a totale partecipazione di Veneto Sviluppo. Il socio di maggioranza è ovviamente la Regione del Veneto. Il resto delle quote sono suddivise tra istituti di credito sia di levatura nazionale che più radicati sul territorio. Oltre a questa micro presentazione di Veneto Sviluppo, vi do un inquadramento sul funzionamento del fondo di rotazione.
sia perché è lo strumento principe di cui si occupa l'ufficio in cui opero, sia perché soprattutto è così che sono strutturate le agevolazioni che sono state messe in campo dalla Regione Veneto tramite noi per fronteggiare diciamo, le conseguenze economiche della pandemia. In sostanza, gli attori sono fondamentalmente tre, diciamo: Veneto Sviluppo, il finanziatore, che può essere una banca, una società di leasing o un confidi, e l'impresa, il beneficiario. Veneto Sviluppo fa una valutazione del merito agevolativo della PMI, quindi valuta che il progetto e il beneficiario o il potenziale beneficiario in questo momento abbiano le caratteristiche richieste dalla normativa che ha definito la Regione Veneto, e eroga al finanziatore, quindi non direttamente al beneficiario, le risorse che sono risorse pubbliche e sono a tasso zero. Il finanziatore utilizza le risorse regionali insieme alle proprie, generalmente, ma vedremo che poi ci sono delle eccezioni, per erogare il finanziamento al beneficiario, che quindi avrà, siccome sulle risorse private, sulle risorse proprie, il finanziatore, ovviamente essendo un ente di diritto privato e che opera sul mercato, chiederà avranno un costo queste risorse. Il costo si riduce per la PMI in maniera proporzionale, visto che una parte è a tasso zero, un'altra parte è a tasso banca, diciamo per semplicità. L'impresa avrà un unico finanziamento, non un doppio finanziamento, ad un tasso più basso, tendenzialmente dimezzato rispetto al tasso di mercato, farà il rimborso rateale al finanziatore, che poi reintegrerà alla finanziaria le risorse regionali. Quindi di fatto, a parte il momento della presentazione della domanda o eventualmente in itinere se dovessero esserci delle modifiche perché c'è una variazione societaria, perché non so, il bene viene dismesso o quant'altro, ma se tutto fila liscio, la PMI ci vede all'inizio per la presentazione della domanda, dopodiché i rapporti ce li ha esclusivamente col finanziatore con cui stipula il contratto di mutuo e al quale poi rimborsa le rate. Tutto il maneggio, tra virgolette, delle quote pubbliche e private viene gestito direttamente tra il finanziatore e Veneto Sviluppo, senza che l'impresa debba poi preoccuparsi di rimborsare la doppia quota di provvista o quant'altro. Con questo meccanismo, man mano che ogni singola impresa ogni 3 o 6 mesi tendenzialmente rimborsa le rate, c'è un reintegro del fondo di rotazione, quindi le risorse tornano in circolo, a differenza di quello che avviene con i contributi a fondo perduto, per nuove agevolazioni ad altre imprese piuttosto che alla stessa impresa. Questo è un altro esempio di funzionamento del fondo, proprio numerico, quindi se al beneficiario potenziale interessa un finanziamento da 100.000 euro, 50.000 sono messi da Veneto Sviluppo a tasso zero, gli altri 50.000 dal finanziatore ad un tasso che abbiamo ipotizzato pari al 5%, quindi come media l'impresa avrà i 100.000 euro di suo interesse ad un tasso che è dimezzato sostanzialmente. E per fronteggiare appunto le conseguenze economiche collegate alla pandemia, la Regione ha messo in piedi dai primi mesi dell'anno, diciamo, una serie di strumenti che si sono succeduti nel corso del tempo. Per quanto riguarda i finanziamenti agevolati, il primo a partire è l'intervento straordinario per la concessione di finanziamenti a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica, quindi è la DGR 618 del 2020, che trovate battezzata così anche nel nostro sito internet se poi volete andare a vedere. I beneficiari sono sostanzialmente tutti i settori, tranne il settore dell'agricoltura, che ha un suo strumento, dopo ve lo accennerò molto brevemente. Quindi i beneficiari sono piccole e medie imprese del settore commercio, secondario, terziario e artigiano, e per la prima volta
almeno per quanto riguarda le agevolazioni gestite da Veneto Sviluppo, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, che abbiano subito una crisi di liquidità causata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Crisi di liquidità non specificata a livello di delibera della giunta regionale, quindi non viene detto devi aver avuto un calo del fatturato dell'X%, piuttosto che devi essere stato nei settori che sono stati obbligati a chiudere o altro. La crisi di liquidità va autodichiarata. Questa tipologia di beneficiari che abbiamo visto prima deve essere in attività alla data dell'8 marzo 2020 e alla stessa data avere una sede operativa in Veneto. Ed deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali. Questi sono i settori ammessi perché all'interno delle macro categorie che abbiamo visto prima, quindi commercio, artigianato, industria e servizi, la Regione, come avviene di consueto tra l'altro, ha dettagliato quelli che sono i settori di attività precisi che voi vi ritrovate nella visura camerale. Quindi se voi andate a verificare la visura camerale della vostra azienda troverete che ogni attività è dettagliata da un numero. Questi sono i numeri, tra virgolette, ammissibili, quindi dovete andare a verificare che la tipologia di attività che voi avete censita in visura camerale rientri all'interno di questo elenco. È un elenco molto ampio, quindi è abbastanza difficile che voi se siete dei settori appunto commercio, secondario, terziario, eccetera, non siate all'interno. Tra l'altro tenete conto che per questa specifica DGR c'è stato anche un allargamento rispetto alle tradizionali categorie e settori ammissibili. Quindi se per caso avevate telefonato, ipotizziamo l'anno scorso, per dire volevo fare un investimento, sono ammissibile, vi abbiamo detto di no, la tipologia non rientra nell'elenco ad esempio della legge sul commercio e i servizi, tornate a verificare perché questa delibera, la 6/18, ha allargato il campo di applicazione. All'interno dei settori ammissibili ci sono delle piccole limitazioni previsti dal regolamento 1407 del 2013, che è un regolamento comunitario sulle agevolazioni in de minimis, quindi vale erga omnes all'interno dell'Unione Europea, e la stessa DGR 6/18 ha dettagliato, mi pare all'articolo 4, delle piccole limature, diciamo, per la tipologia dei beneficiari. In cosa si sostanzia l'agevolazione? È un finanziamento agevolato, per questo prima diciamo vi ho fatto due parole sul funzionamento del finanziamento agevolato, di taglio piccolo, nel senso che andiamo da 5.000 a 50.000 euro, interamente a tasso zero, quindi la provvista è composta per il 100% da fondi pubblici, con una durata compresa fra 12 e 72 mesi, quindi fra 1 e 6 anni, al massimo 2 possono essere quegli anni di preammortamento. A questo finanziamento agevolato è agganciato un contributo a fondo perduto pari al 100% del costo del finanziamento. È una commissione omnicomprensiva per le spese che l'azienda va a sostenere per attivare il finanziamento. Perché come dicevamo prima, Veneto Sviluppo non fa direttamente l'erogazione del credito, passa attraverso un finanziatore che ha dei costi, che possono essere anche costi di garanzia, oltre che costi di istruttoria o quant'altro. Questi costi l'azienda, il beneficiario, PMI o professionista, li paga ovviamente al finanziatore e Veneto Sviluppo li rimborsa. Quindi è un prodotto a tasso zero e a costo zero, o comunque questa era, insomma, come è stata pensata la strumentazione. La presentazione della domanda avviene in via continuativa fino al 31/12/2020, salvo proroga, quindi noi riceviamo domande tutti i giorni sostanzialmente, non direttamente dalla PMI o dal professionista, ma da PMI e professionista che si rivolgono a un finanziatore, banca o confidi. Anche qui altra novità, per la prima volta i confidi entrano direttamente come finanziatori, non come garanti, come era avvenuto in passato, in una strumentazione gestita da Veneto Sviluppo. Trovate nel nostro sito l'elenco dettagliato dei finanziatori.
Non viene richiesta nessuna documentazione giustificativa a dimostrazione delle spese o della crisi di liquidità, anche questa è una differenza. Se qualcuno di voi ci conosceva da prima, magari aveva già fatto delle richieste di agevolazione, sapete che c'erano dei documenti da presentare alla domanda, dei documenti da presentare alla rendicontazione. Qui non c'è nulla, voi autodichiarate nel modulo di dichiarazione domanda che avete subito la crisi di liquidità, la quantificate, fine. E ovviamente, come anticipava anche prima Giulio, il finanziatore che non mette materialmente la provvista, però per come è costruita l'operazione da convenzione tra noi e il finanziatore rischia, nel caso in cui voi non paghiate una rata, il finanziatore comunque rimborsa il fondo pubblico, è tenuto ad istruire le domande attenendosi al principio di sana e prudente gestione, quindi il finanziatore fa il suo mestiere. Veneto Sviluppo dà delibera di giunta regionale a massimo 10 giorni per deliberare le pratiche da quando ci arrivano, salvo che non dobbiamo chiedere della documentazione integrativa, ma è una cosa che facciamo in maniera assolutamente residuale. Dopo la delibera, attualmente ogni 15 giorni, ma stiamo cercando di stringere i tempi per farla più frequentemente. Rendiamo disponibile la provvista pubblica per il perfezionamento dell'operazione da parte del finanziatore, che poi ha 3 mesi per aggiornare la posizione. In sostanza, voi vi recate dal finanziatore, predisponete la pratica, nel nostro sito internet voi trovate la documentazione da presentare, il facsimile del modulo di dichiarazione domanda. I finanziatori hanno le password, entrano nel nostro gestionale, inseriscono i dati, alla fine del percorso stampano il modulo compilato, voi lo sottoscrivete, in quel momento noi riceviamo sostanzialmente tutta la pratica, quindi poi il documento lo dovete tenere voi e il finanziatore, il modulo di dichiarazione domanda. A noi non arrivano originali, eventualmente li chiederemo solo in caso di monitoraggio, quindi noi facciamo un monitoraggio su un 10% delle pratiche, se venite pescati chiederemo i documenti, se no rimangono nelle vostre disponibilità, ovviamente li dovete mantenere. Ogni settimana facciamo la delibera, ogni venerdì, infatti oggi abbiamo appena finito il webinar, vado a chiudere la delibera della quindicina di pratiche che sono arrivate in questi ultimi giorni. E non c'è una fase di rendicontazione, quindi poi il finanziatore, sempre nel nostro gestionale, fa il tiraggio fondi, noi ogni 8/23 facciamo l'erogazione del finanziamento, viene caricato il piano di ammortamento dopo che c'è stata l'erogazione al beneficiario da parte del finanziatore e poi noi procediamo all'erogazione del contributo. Quindi nel giro di veramente poche settimane l'iter è concluso. Ad avvenuto perfezionamento del finanziamento e quindi appunto dopo che l'impresa ha ricevuto materialmente il finanziamento e il finanziatore ha caricato il piano di ammortamento nel nostro gestionale, ci vengono prodotti gli ultimi documenti e noi procediamo all'erogazione direttamente al beneficiario sull'IBAN che ci è stato comunicato il contributo a fondo perduto. Il beneficiario, vabbè, questo lo sapete, è abbastanza standard, quando uno chiede dei contributi, degli aiuti pubblici, deve conservare la documentazione per un periodo non inferiore a 10 anni dal pagamento dell'ultima rata o dall'estinzione anticipata, che è possibile su questo strumento, sia totale che parziale. Alcuni dati, giusto per, abbiamo deliberato a ieri sostanzialmente, nel senso che mancano le pratiche di oggi, più di 100 posizioni, per quasi 90 abbiamo già erogato il finanziamento agevolato, per 30 di queste anche il contributo a fondo perduto, con un tempo medio di delibera che è di 8-9 giorni. Abbiamo ancora stanziamento a disposizione, non ve l'ho detto prima, lo strumento della delibera è partito con uno stanziamento di 30 milioni di euro. Ad oggi ne abbiamo a ieri, diciamo, perché mancano appunto le 15 pratiche di oggi, abbiamo un 85% dello stanziamento ancora disponibile, è previsto tra l'altro che se viene utilizzato possa essere aumentato a 50, quindi c'è assolutamente spazio e anzi vi invitiamo, ovviamente lo scopo del webinar è questo, di
presentare richieste di agevolazione. Vi faccio un accenno velocissimo perché stiamo iniziando a ricevere telefonate, richieste e non ho fatto caso nell'elenco dei partecipanti se c'erano aziende potenzialmente interessate. Ad agosto è partito per il settore delle imprese agricole uno strumento sostanzialmente gemello. Quindi la delibera 1028 del 2020 dà lo stesso tipo di agevolazione alle imprese iscritte nel settore delle coltivazioni attive, nel settore delle coltivazioni agricole e della produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi. Anche qui ovviamente ci deve essere una crisi di liquidità autodichiarata. Non sono previsti i professionisti perché tra l'altro nel settore primario è una categoria anche più difficile da incontrare. Ci sono alcune esclusioni anche in questo caso, sia per quanto stabilito dalla delibera di giunta che per quanto stabilito dal regolamento comunitario di riferimento, che è il 1408, che è il de minimis per l'agricoltura. Per tutto il resto vale quanto vi ho già detto, quindi sono gli stessi limiti per quanto riguarda gli importi e quant'altro. Tenete conto che l'elenco dei finanziatori lo troverete, adesso vediamo se oggi o lunedì, perché l'avviso pubblico che abbiamo dovuto emanare chiedendo alle banche e ai confidi se erano interessati ad operare, i termini sono scaduti il 23. Quindi ieri abbiamo fatto le ultime verifiche, adesso vediamo se riusciamo a pubblicare oggi o lunedì al massimo l'elenco dei finanziatori. Comunque troverete appunto a brevissimo l'elenco dei finanziatori e il modulo di domanda, perché ho già pronto tutto quanto, si tratta proprio solo di chiudere e partire con la pubblicazione. È un po' meno, qui lo stanziamento è più piccolo, sono 3 milioni di euro aumentabili a 5 e l'adesione ad oggi è stata mandata da 15 banche e da 2 confidi. Altri strumenti attivati o in via di attivazione li aveva anticipati Giulio, ma ve li riassumo. La moratoria sui finanziamenti erogati e le garanzie concesse da Veneto Sviluppo, quindi se qualcuno aveva una riassicurazione, un finanziamento in piedi con noi e c'è stata la moratoria o ai sensi del decreto Cura Italia o ai sensi della moratoria ABI, noi prendiamo atto senza fare nessuna valutazione in merito, quindi ci limitiamo a prendere atto. Se invece era una moratoria come ci stanno capitando adesso di natura diversa, ovviamente dobbiamo dare un assenso, però per il resto è tutto molto liscio. È stata modificata la regolamentazione per quanto riguarda le riassicurazioni, in modo da renderle ancora più utili e appetibili, speriamo, e in partenza è stato pubblicato sul BUR, mi pare del 15 di settembre, il nuovo fondo di rotazione anticrisi per le attività produttive, nel quale per la prima volta è previsto che ci sia che sia per investimenti che a supporto della liquidità, quindi diciamo completa quello che è la risposta fornita dalla DGR 6 e 18, diciamo che diventa anche un fondo per la ripartenza, oltre che di supporto alla liquidità per traghettarci verso la fine, speriamo, della crisi economica collegata alla pandemia. E per la prima volta è previsto che in caso di mancato pagamento da parte dell'impresa non venga tutto il rischio in capo alla banca, ma anche il fondo pubblico abbia la sua percentuale di rischio. Questi sono i riferimenti di Veneto Sviluppo, l'indirizzo che trovate è quello generale della segreteria, altrimenti quello del mio ufficio è agevolazioni@venetosviluppo.it. Noi siamo sempre disponibili sia via mail sia al telefono, quindi non fatevi assolutamente problemi. Se avete invece dei quesiti, ovviamente questo insomma nella chat, come è venuto anche negli scorsi incontri, piuttosto che a voce, io credo che non ci siano problemi. Grazie. Bene, grazie anche a Sonia Grespan del suo utile intervento.
Vedo che c'è una domanda che è stata posta. Un'azienda agricola che ha subito un rallentamento di fatturato non pesantissimo, ma la situazione generale ha rallentato il suo piano di investimenti programmato. Può ricorrere alla previsione agevolativa della DGR 1028? Il settore Allora, agricolo... prego, prego. diciamo che la DGR sull'agricoltura è anche più ampia, nel senso che parla di conseguenze anche indirette, perché magari, non so, l'azienda agricola che riforniva i bar piuttosto che la stalla che riforniva appunto il latte per i bar, ovviamente non ha avuto una conseguenza collegata alla pandemia. E non viene richiesto né di precisare qual è la motivazione che ha portato a chiedere la liquidità né altro, quindi io direi di sì, però eventualmente se mi vuole chiamare facciamo due parole con un po' più di calma sul caso specifico, insomma mi spiega qual è la situazione. Le lascio anche il numero qua nella chat. Sì, ovviamente se non ci sono in questo momento particolari quesiti che vi vengono in mente, perché comunque avete bisogno anche eventualmente di vedere poi i materiali che lunedì vi inviamo, tutti i contatti che avete visto, insomma, e anche i miei sono assolutamente a disposizione anche successivamente ad oggi, naturalmente. Io vorrei invitare le persone che assistono alla conferenza a fare domande, perché per noi è fondamentale avere il polso, magari anche da parte delle imprese, che cosa ne pensano, che ci raccontino qualcosa, perché poi insomma andiamo a riferire a chi di dovere, insomma. Per cui auspico che ci siano degli interventi. Mi piacerebbe che fossero molto più partecipate, che fosse molto più partecipato questo webinar come quelli scorsi e come quelli degli scorsi anni, insomma. Ovviamente si può intervenire anche azionando il microfono e non solamente la chat, è un modo così più rapido, però ovviamente se qualcuno ha... Posso fare una domanda allora? Certo. Prego, prego. Perfetto, io prima ho chiesto quell'estensione dell'intervento sull'azienda agricola, perché sto seguendo una bella azienda agricola che ha avuto un rallentamento dei suoi programmi di investimento, non tanto sul fatturato, però era un'azienda che stava crescendo e ovviamente si è trovata rallentata per questa situazione generale. Poi mi permetterò, con la dottoressa magari ci sentiamo nei prossimi giorni, ne parlo un attimo con i responsabili, ma ritengo che, dato che ha qualche decina di migliaia di euro da fare di investimenti, questo potrebbe essere lo strumento senz'altro ideale. E passato questo, io volevo un attimo focalizzare un po' di più, perché nella mia attività io sono consulente, mi occupo di finanza d'impresa, ma soprattutto mi occupo di finanza d'impresa innovativa. Vorrei fare un'osservazione sul decreto legge 23 di aprile e la vorrei fare soprattutto chi ha presentato
questo provvedimento, perché a mio parere la qualità di questo decreto legge è sull'imposizione del preammortamento di 24 mesi da parte della normativa. Cioè, io ne ho fatto fare diversi di questi ricorsi, perché quantomeno le PMI prendono respiro per 24 mesi. Questo aspetto molto importante è passato sotto traccia, invece a mio parere doveva essere messo in evidenza per primo, perché quando si vedono arrivare poi in azienda i piani di ammortamento determinati in base alle loro richieste, si rendono conto che per 2 anni hanno finanza e praticamente pagano dei tassi di interesse bassissimi e quindi degli oneri molto contenuti. Questo così è una mia osservazione su questa tipologia di intervento. Allora, in merito alla tipologia a quella tipologia di intervento, il decreto... 30.000 euro, quello del decreto 23/2020. Sì, allora chiaramente noi siamo intervenuti dove avevamo dei fondi, avendo visto quello che aveva fatto il decreto, e ci siamo operati del settore delle garanzie. Però è chiaro che se il provvedimento che è un DPCM, per cui la parte di quegli articoli sono stati in qualche modo scritti al Mise, è al Mise che bisogna fare questa domanda. No, ma questa è un'osservazione che io faccio di carattere generale sulla comunicazione, mi spiego? Cioè, perché quando è uscito questo decreto, io glielo dico lavorando sul campo. No, ma allora è indubbio che su quel decreto lì, non solo nella parte che rappresenta lei, la comunicazione che è stata fatta è stata una comunicazione che tendeva a mettere in altro la luce, cioè abbiamo dato una soluzione al problema, però non è andata praticamente in qualche modo a cogliere i punti che io ho voluto evidenziarvi, cioè anche quelle sono le criticità, perché chiaramente io sono un tecnico, io non faccio il politico, io non vado a prendere voti, io spiego con la normativa che devo applicare nel mio settore, dove secondo me all'impresa che può fare la domanda quali potrebbero essere i vantaggi che ne ha e anche le difficoltà. Questo è quello che devo fare, quello che devo rappresentare io. È chiaro che sul decreto, sulla parte di quel DPCM che è stato scritto al Mise, le domande su queste cose è quella la sede di confronto. Noi possiamo recepire quello che lei ci dice e io me lo sono segnato in modo da evidenziarlo quando praticamente poi andiamo a discutere i vari provvedimenti. Tenga presente che il decreto, il DPCM di marzo 2020 è stato fatto dalla sera alla mattina, c'è stato dato poco preavviso nell'analisi praticamente di tutti quanti gli articoli alle varie regioni che dovevano dare dei pareri su quel DPCM, e perché il governo voleva uscire subito col provvedimento per far vedere che stava seguendo il paese. Quindi anche lì è chiaro che ci si è concentrati sulle cose che balzavano subito all'occhio e che erano intuibili più facilmente. Per quello che riguarda il discorso dell'innovazione, della ricerca, noi comunque adesso col provvedimento che andiamo a fare sulle garanzie di portafoglio abbiamo ottenuto un'addizionalità che era prevista dal decreto, proprio perché con le risorse che andiamo a mettere si svilupperanno dei finanziamenti alle imprese che riguarderanno la liquidità, ma abbiamo inserito all'interno anche quello praticamente che è il comparto della ricerca e l'innovazione, proprio per cercare di fare in modo che parte di questi investimenti che le imprese vanno a richiedere, finalizzati non solo a liquidità ma anche ad ampi campi di intervento di questo tipo, praticamente siano un pochino più ampi e vengano dati. L'altro giorno eravamo in commissione sugli aiuti di Stato, perché la normativa di Stato e i regolamenti comunitari, e abbiamo discusso anche dell'innalzamento di una percentuale praticamente possibile di agevolazione da dare alle imprese
che fanno ricerca e innovazione nel quadro praticamente dei territori che sono stati mappati a suo tempo, perché il concetto è cercare di aumentare l'intensità di aiuto nei confronti delle imprese che vengono a insediarsi nel nostro territorio e allo stesso tempo cercare in qualche modo di obbligare, ma poi vedremo come regioni lo proponiamo al governo, il governo lo dovrà portare, di bloccare quello che è il discorso della delocalizzazione. Cioè, pur essendo ben consci che la delocalizzazione dipende da tutta una serie di fattori, non ultimo il fattore della burocrazia, quelli che vanno praticamente in un paese in cui la moneta è più vantaggiosa rispetto all'euro e tutto quanto, si è pensato comunque di trovare una soluzione aumentando le imprese che lavorano in questo comparto e premiando il comparto della ricerca e innovazione in modo da consentire un'intensità di aiuto maggiore, in modo che quando debbano fare degli investimenti di quel tipo venga aumentato il plafond e quindi queste imprese non vengano attratte da andare in un altro paese perché la intensità di aiuto, cioè il contributo che prendono per il rinnovo degli impianti a livello di innovazione o praticamente di ricerca, sia meno appetibile in Italia, e quindi a noi interessa ovviamente la nostra regione che è il Veneto, rispetto praticamente a quello che è in altri paesi. E quindi non è che noi non siamo attenti a questa tematica. Possiamo però, e questo è il messaggio, intervenire dove praticamente ci viene chiesto di intervenire. Dopodiché, se non ci viene chiesto di intervenire, se non ci si dà preavviso, è chiaro che anche noi facciamo difficoltà, sa, perché non è che il decreti a livello governativo e di PCM ti arriva mai il testo definitivo. Qui abbiamo assistito bozze e controbozze una dietro l'altra. Purtroppo questa cosa vale anche a livello dell'Unione Europea, perché l'attuale regolamentazione che regola gli incentivi alle imprese, che è adesso in vigore, cioè quella del temporary framework, quindi il quadro temporaneo di aiuto, è uscita subito ad aprile, e anche lì è stato dato poco preavviso ai governi e praticamente alle regioni di confrontare per apporre dei correttivi. Dopodiché, quando è uscito è stato oggetto di 3 modifiche una dietro l'altra. Per cui, voglio dire, si fa anche certe volte delle difficoltà a praticamente intervenire nel momento nel quale la normativa viene generata portando i correttivi. Vorrei fare una precisazione adesso su quello che ho detto, perché vorrei portarvi anche un feedback dalla prima linea. Sì? Ritornando sul decreto 23 del 2020, sì. Dopo, diciamo così, le solite così titubanze da parte degli operatori, sì, che ci vedi tutte di più, sì. Quando io ho visto che l'avevo sostenuti e tutto sommato è una domanda di una banalità micidiale da impostarla, perché poi è stata migliorata anche con l'autocertificazione, io non ho avuto una banca, dico una, che si sia rifiutata. Tutte andate lisce e con piena soddisfazione dei richiedenti. Questi per dire che il decreto in sé ha degli ottimi contenuti di aiuto temporaneo per le piccole e micro imprese, ma importanti. Vorrei fare un ultimo intervento e poi vi lascio, perché c'è un aspetto che a me interessa moltissimo, anche perché sto seguendo 2 operazioni della specie. Le chiederei gentilmente se lei poi nelle informazioni che ci sta dando qua potesse magari mandarmi una mail in cui riassume i punti, che poi cercherò di veicolarli negli opportuni tavoli, perché raccogliere dal territorio dal mio punto di vista è positivo ed è quello a cui servono queste cose. Ovviamente non le prometto nulla, le prometto il mio interesse nel fatto di raccogliere le cose e di portarla nei tavoli. Sì. Dico questo, sì, comunque erano delle impressioni che io vi do operando quotidianamente. L'altro aspetto invece che mi interessa moltissimo, moltissimo,
è quella iniziativa di crowdfunding che ho visto avete avviato con Fundera, che io conosco molto bene, il Frigiolini Merchant. Sì. Potrei sapere qualcosa di più, perché avrei due progetti interessanti. Ma, diciamo, allora, la cosa va inquadrata in questo contesto. In questo progetto qua, noi era finalizzato a far partire delle nuove attività economiche collegate al campo culturale dell'artigianato artistico. Quindi, una volta fatta la call, tirati sui progetti, tutto quanto, il progetto prevedeva l'accompagnamento delle imprese attraverso un corso che gli consentisse praticamente di fare un business plan. Il progetto, che si chiama Artistic, ha avuto dei player nel Veneto, una che è T2I, che è l'incubatore di Treviso con una sede a Verona, che si è rivolto a un certo mercato di imprese. E poi ci siamo invece noi come Regione Veneto, che abbiamo avuto praticamente degli altri tipi di progettualità, per cui loro hanno collocato su una piattaforma, noi sulla nostra. Loro hanno fatto fare un corso finalizzato. Loro chi si riferisce? Prego, scusi? Loro. Mi riferisco a T2I, che era il partner di progetto. Sì, l'incubatore di Treviso, ok. Esatto, l'incubatore di Treviso. Voi sì. parlate della piattaforma di Fundera, giusto? Allora, è stato dato praticamente libertà di scelta della piattaforma, perché la piattaforma in realtà doveva essere transazionale. Cosa è successo? Che nel momento in cui chi era la piattaforma transazionale ha detto allora noi ci siamo attivati e quindi T2I ha portato i progetti che aveva raccolto lei, li abbiamo accompagnati al corso, dopodiché sono stati selezionati 5 per una parte, 4 nostri, li abbiamo portati in una piattaforma. Loro hanno scelto una piattaforma e noi ne abbiamo scelto un'altra. Perché noi siamo arrivati a Fundera? Siamo arrivati a Fundera perché Fundera lavora con la Veneto Sviluppo, ha lavorato in un progetto di Milano. Conosco personalmente il dottor Frigiolini, che personalmente conosco Frigiolini. E quindi lui è stato gentile perché ha visto un'opportunità di collaborare con noi, cosa che noi abbiamo molto apprezzato, e quindi ci ha messo a disposizione il portale, e quindi noi abbiamo messo questi praticamente progetti all'interno, perché l'obiettivo era quello di testare questo nuovo strumento finanziario per farlo diventare uno strumento che la Regione Veneto potrebbe proporre. Potrebbe dare un servizio alle imprese, potrebbe lavorare attraverso dei finanziatori praticamente privati. Se penso alla forma ad esempio del lending, potrebbe essere un'opportunità anche ad esempio per i confidi di mettere delle risorse nella piattaforma e far finanziare praticamente le imprese. Poi si potrebbe lavorare anche su un discorso non meno importante, che i confidi potrebbero garantire i finanziamenti che vanno nella piattaforma e quindi essere schermati dalla regione col fondo di riassicurazione. Cioè si aprono anche all'interno di quell'intervento tutta una serie di possibilità di finanza innovativa da raccogliere e di mettere degli strumenti operativi nei confronti delle imprese. È chiaro che era ambizioso perché siamo partiti su dei progetti che per la loro natura, cioè quelli rivolti all'artigianato artistico e quelli rivolti all'aspetto culturale, erano dei progetti che non erano facili come settori, non erano la roba di tutti i giorni, però... Prego? Scusa, Cavinato, ma era un reward quel crowdfunding? Esattamente. Cioè cosa dava Dava praticamente dei piccoli omaggi che erano previsti all'interno dei progetti, tipo la scuola grande dalla visita, il museo praticamente quello di Rozzo dà l'accompagnamento alla visita guidata al sito archeologico al museo, quello che fa l'artigiano praticamente che fa queste ceramiche innovative praticamente da alcuni dei suoi prodotti, e quello di Bassano che cercava di riqualificare il centro di Bassano come città della ceramica ne dà altri, per cui l'abbiamo impostato in questo tipo. Su questo aspetto abbiamo avuto la fortuna che il dottor Frigiolini è stato sensibile e ci ha dato una mano mettendo a disposizione il portale, e quindi questo gli va dato un grande merito, perché comunque ci ha assistito in un momento di difficoltà. Hai colpito bene? Come?
potrebbe essere utilizzato anche per altre iniziative? Beh, io auspico, è un mio grande cavallo di battaglia, è chiaro che lo strumento deve essere spiegato anche alla governance, perché sa, io il progettualità le mando avanti, però è chiaro che poi non decido io sono l'esperto, il tecnico che praticamente segue gli strumenti finanziari in regione e quindi partecipo alle varie commissioni e tutto, ritengo che gli strumenti e le opportunità vadano colte, è chiaro che poi però io devo riferire e deve esserci una volontà per mettere in piedi lo strumento. Chiaramente più esiti positivi ho, più richiesti ho davanti alla possibilità di attualizzare un nuovo strumento e più il territorio si fa portavoce di questo, più è facile che lo strumento venga messo in piedi. Perché purtroppo, o forse anche è giusto che sia così, è l'amministrazione che comunque deve dare un input su una cosa rispetto a un'altra. È chiaro che io posso pongularla, però se le sollecitazioni arrivano anche da altre parti, insomma, è una cosa importante. Più abbiamo strumenti, più abbiamo, nel caso in cui c'è un canale che si chiude, come abbiamo visto, per dei motivi che sono il fatto che ne apriamo un altro, che siano disponibili delle risorse e che magari dietro quelle risorse messe anche dai privati arrivi un intervento di tipo statale nella forma di garanzia o di condivisione anche del finanziamento, per cui se parte il finanziamento dei privati all'interno della piattaforma, la regione mette un contributo, tipo è un lending, partono l'85% col finanziamento di quote raccolte tra vari privati, il 15% di contributo in abbinato al finanziamento lo dà la regione, lei capisce che riusciamo a far partire un'idea imprenditoriale in più o qualcosa in più. Ecco, io quello lì lo metterei su dei settori, innanzitutto sulle start-up lo metterei, dove però la startup, e soprattutto su certi settori che magari hanno più difficoltà, però hanno un ampio respiro, quindi immagino il settore culturale, immagino quello che c'era nel progetto, noi abbiamo un sacco di musei che sono chiusi, abbiamo dei musei che potrebbero essere attivati, dati in gestione ai privati, e mancano praticamente dei finanziamenti per gli allestimenti. Quindi facendo uno strumento di questo genere si potrebbe raccogliere il finanziamento, la regione potrebbe mettersi a fianco e riusciremo a rendere fruibili alle persone che vogliono visitare quel museo, virgola, anche d'impresa, virgola, perché guardate che un'altra cosa sulla quale ci dovremmo fare i conti, rientrava in quel messaggio lì, sono anche i musei d'impresa. Noi abbiamo nel nostro territorio tutta una serie di opportunità che potrebbero riguardare il business, sia all'interno dell'impresa stessa, ma anche al di fuori, da parte di privati che vogliono metterlo bene, la tematica dell'archeologia industriale e praticamente la tematica dei musei d'impresa, che può essere una nicchia di business che comunque funziona, che possono essere risorse addizionali per un'attività imprenditoriale e fa anche parte della cultura del nostro territorio, perché se noi pensiamo a esempi illuminanti di imprenditoria che hanno fatto la storia del Veneto, la storia ad esempio di Alessandro Rossi da Schio, come praticamente quella da dove vengo io, perché io sono originario di Trieste in quanto mia mamma di Monfalcone, la storia dei Kosulic, fa parte della nostra cultura o è la storia di impresa? Se non c'è un Kosulic che partono da Pola, non c'è la Fincantieri. Non so se mi spiego, le ho risposto, non volevo annoiarla, mi faccio molto prendere da questo segmento qua, di questa cosa qua, perché ritengo che sia fondamentale. Molto portato, ho fatto per 40 anni finanza d'impresa e mi sono sempre così orientato verso tutto ciò che era innovativo e che è innovativo. E quello che voglio mettere in evidenza è che l'iniziativa che io conosco molto bene, quella merchant di cui abbiamo detto prima, non voglio fare pubblicità per nessuno, ma soprattutto l'attività di crowdfunding deve andare a intercettare questa marea che c'è di liquidità in giro, che non sa dove andare, mi spiego. È vero? C'è lì la possibilità di essere impiegata utilmente a sostegno e a sviluppo di un'imprenditoria che attualmente è doppiamente penalizzata sia per il momento e sia per
difficoltà di accedere al credito. Sì, beh, il mercato che sale adesso l'abbiamo visto nel quinto report di quest'anno su crowdfunding che è stato pubblicato, c'è un incremento sempre del lending, della forma dello sconto di fatture, c'è anche la tematica dell'equity, sulla quale ci sono le nuove normative dell'Unione Europea, un progress, e anche quello sarebbe un tema da affrontare praticamente per spiegare questo strumento all'interno di queste conferenze. C'è anche la tematica del crowdfunding che riguarda il settore immobiliare che sta andando forte. E questi sono gli ultimi dati che vengono fuori nel report, fatto molto bene, che se uno vuole può approfondire, che è quello del Politecnico di Milano. Sì, Comunque, sì, non stiamo facendo pubblicità al dottor Frigiolini, stiamo dicendo che comunque lui è stato disponibile perché ha assistito alla regione, ha assistito ai progetti regionali in un momento nel quale era necessario completare il percorso di queste persone che avevano partecipato, per cui gli va dato anche un gran merito di essersi messo a disposizione e a servizio dell'ente, che non è una cosa che fanno in molti. Certo. Dopodiché io volevo rispondere a delle domande che ho qua. Allora, io ho terminato. Quando termina questo webinar? Adesso vediamo quante domande ci sono, penso, no? Ok. Comunque lei mi mandi dei punti che poi io veicolo e riferisco. Perfetto. Perché dopo intanto sensibilizzo, poi adesso vediamo, perché sono state appena le elezioni e vediamo che cosa succederà, insomma. Però chiaramente a noi fa avere gli spunti, va bene, perché noi proponiamo. Però sì, siamo a conoscenza del discorso del crowdfunding, è una cosa che stiamo in qualche modo cercando di far percepire. Il progetto era proprio finalizzato a cercare di far capire la governance l'importanza di avere questo ulteriore strumento finanziario. Poi le forme, tipo l'apparentamento con la regione che si fa la piattaforma piuttosto che fa un affidamento con una piattaforma, i modi poi si trovano. Quello che conta è che ci sia la volontà di mettere in piedi lo strumento avendo percepito che può intercettare della liquidità e che può essere una soluzione per far ottenere alle imprese il finanziamento. Io volevo rispondere a queste due domande. Vedo segreteria Uniproprio, buongiorno, la somma richiesta a Veneto Sviluppo deve essere uguale alla somma richiesta al finanziatore? Beh, dipende, bisognerebbe capire a che tipo di finanziamento di Veneto Sviluppo fa riferimento. Se fa riferimento alla liquidità può richiederla fino a 50.000 euro, se no, nel caso dei fondi di rotazione che attualmente lavorano sulla delibera 2216 del 3 dicembre 2013, oppure quelli che lavoreranno sulla delibera 420 di 1240, scusate, del 1 settembre, che riguarda il rischio condiviso, ci sono diverse possibilità. Su questo io darei la parola 2 secondi a Sonia, che magari è più puntuale nell'intervento e quindi è in grado di rispondervi. Sonia? Eccomi. Allora, se appunto la questione è relativa alla DGR 6 e 18, tanto chiedete al finanziatore e tanto noi eroghiamo, perché è un'unica operazione, quindi, e non è collegata a un sottostante, quindi non è che voi presentate, non so, il preventivo di un tornio da 150.000 euro, però dite vabbè 50 ce li ho, ne chiedo solo 100. Qui valorizzate qual è, in base alle esigenze, in base anche alla capacità di rimborso, l'esigenza di liquidità che avete, la quantificate e quello deve essere l'importo. Se sono 50.000 euro, sapete che poi ci sono i 2.000 euro massimi di commissione, che sono un contributo che vi viene erogato. Di solito funziona così. Invece nel rischio condiviso sapete che c'è l'importo totale dell'operazione, la parte che mette Veneto Sviluppo è in percentuale, quindi lì non saranno mai uguali, perché non interveniamo al 100%, ma indicativamente al 50%. Per quanto riguarda invece quella successiva, ci sono banche che propongono finanziamenti. Allora, possono essere banche che non hanno aderito all'avviso pubblico. Ipotesi: Intesa non ha aderito all'avviso pubblico, sappiamo che hanno un loro prodotto sulla liquidità
collegato all'emergenza Covid. Altre potrebbero non essere così interessate. Allora, se hanno aderito all'avviso pubblico, voi vi stampate la lista dei finanziatori, andate in filiale con la lista dei finanziatori e la delibera di giunta regionale piuttosto che con il modulo di domanda. Tenete conto di due cose. Uno, non sempre il passaggio dal ufficio crediti speciali o comunque dalle direzioni alle singole filiali è rapidissimo, quindi può essere che ancora non in tutte le filiali sia arrivato. Poi, come diceva Giulio prima, c'è il buon amministratore pubblico, c'è il cattivo amministratore pubblico, c'è il buon dipendente di banca, c'è il cattivo dipendente di banca, o quantomeno c'è quello un po' più pigro che fa prima proporvi il prodotto che ha già tutto pronto, che non a rompersi le scatole, tra virgolette, per proporvi qualcosa che deve studiare. E tenete anche conto che su questo strumento sono partiti fortissimo i confidi, cioè sulle posizioni che noi abbiamo deliberato dalle statistiche senza appunto le pratiche in delibera oggi, abbiamo penso che siamo sul 90% di pratiche presentate dal confidi e il 10% presentate dalle banche, perché le banche sono partite dopo, cioè le prime domande di banche sono arrivate verso settembre, dopo la pausa estiva, così. I confidi sono partiti subito, quindi può essere che sia anche questo, soprattutto se siete andati in banca magari a inizio settembre e è probabile che non sapessero proprio di cosa stavate parlando o comunque ne avessero un'idea vaga. Ma è la struttura che è diversa tra un confidi che è molto più sul territorio e le banche magari appunto fanno un po' più fatica. Va da sé che per aggiungere qualcosa, se un conto è avere la provvista da parte della regione con la quale il finanziatore finanzia, applica un tasso che è vincolato, viene agganciato il tasso al finanziamento, dopodiché parte di quell'interesse su quel capitale viene rimborsato alla regione. Adesso stiamo parlando di un provvedimento che lavora praticamente dicendo devi applicare il tasso dell'1,20 perché la provvista te la diamo a noi e noi ti diamo un contributo di conto interesse di 2.000 euro, cioè il finanziatore ti applica il tasso, tu li rimborsi con le rate e noi ti diamo un contributo che ti abbassa quel tasso di interesse. Chiaramente se fosse necessario per veicolare ancora di più il credito alle aziende, si potrebbe anche a parità di condizioni dire vabbè, facciamo un intervento, vediamo di far uscire ancora un pochino di più soldi intervenendo sul tasso, però allo stesso momento dovremmo intervenire sul maggiorare il contributo all'impresa, perché chiaramente noi dobbiamo arrivare che l'impresa ne abbia un vantaggio. Il discorso è che invece nel caso del fondo di garanzia e quindi in cui l'agevolazione pubblica sia il fondo di garanzia e non il funding, le banche applicando, facendo il finanziamento e agganciandosi al fondo centrale con la garanzia del 100%, possono avere un tasso di interesse superiore, che è quel tasso di interesse che viene applicato sul finanziamento, che ha 3 componenti, delle quali una è il costo del rischio sul capitale. In particolare quella lì, nel caso del fondo centrale di garanzia, della manovra del fondo centrale di garanzia, il prestito garantito dal fondo può avere un margine per il rischio di credito per il primo anno dello 0,25, per il secondo e il terzo anno dello 0,50 e per un punto percentuale dagli anni 4 e 6. Per cui se uno si va a sommare praticamente questi importi, capisce bene che solo la componente del rischio, praticamente con la garanzia del fondo centrale, è una componente molto superiore rispetto al tasso che abbiamo messo noi, che è un finito che il rischio non lo considera. Per cui queste sono tutte argomentazioni tecniche, per cui certe volte qualcuno ha praticamente l'interesse a vendere ovviamente il finanziamento e a renderlo più redditivo. Ma potrei ribaltare la domanda con un concetto. Quando uno fa una vendita è chiaro che cerca di massimizzare il maggior guadagno possibile, perché comunque deve fare un ricavo, ma questo non capita solo
nel caso degli istituti di credito, capita nella corrente attività che praticamente c'è. Per cui è chiaro che noi ti diamo tutto il set di strumenti, ti facciamo la formazione proprio per questo momento qua, ti diciamo guarda, vai con la delibera, vai con questo, dopodiché il lavoro che devi fare è il tuo praticamente di andare a trattare le condizioni migliori, perché siamo in un rapporto fra privati. Vi ricordo che la materia del credito, questo lo dico perché molti non è una materia di competenza regionale, è una materia a livello nazionale, c'è una ripartizione del MEF con la Banca d'Italia, per cui la Regione interviene sulle agevolazioni alle imprese, non interviene sul mercato del credito. Ed è questo il motivo per il quale nel primo incontro che feci 2 anni fa praticamente partì dalla definizione di chi ha la competenza in merito di credito. E quindi è una cosa che mi sento di ribadire anche oggi. Ciò non toglie che se siamo convinti di trovarci a una persona che secondo noi o si comporta in un modo che non è consono, ci sono all'interno del sistema determinate modalità di intervento. Però voglio dire, dobbiamo entrare nell'ottica che l'intermediario finanziario deve avere dei ricavi. Se non hai ricavi, specialmente se hai un istituto di credito, mette a repentaglio il patrimonio e all'interno della banca ci sono ovviamente i depositanti, per cui le cose, lo so che è difficile da capire, può essere magari difficile accettare, vanno guardate caso per caso. Non si può fare di tutta un'erba un fascio. Questo io ve lo dico perché è fondamentale veicolare anche questo messaggio. Non pensate che i requisiti che sono imposti agli intermediari per l'erogazione del credito non siano dei regolamenti che siano invasivi, perché non è così e se no, virgola, forse non mi sono spiegato bene io in quello che vi ho spiegato nel corso degli incontri che ho fatto negli anni. È una cosa su cui batto molto perché deve passare questo messaggio. Dopodiché, se le regole verranno cambiate, questo è un altro tipo di problema. C'è tutto, per esempio, una cosa sulla quale si dovrebbe mettere mano, che è quello che abbiamo iniziato a fare noi con questa iniziativa, che è l'allargare la filiera distributiva del credito, coinvolgendo gli organismi consortili di garanzia che sono sul territorio, e questa cosa non può passare attraverso magari la revisione di delle normative che ci sono a livello nazionale, perché per esempio i Confidi 106 possono fare dei finanziamenti alle imprese nella misura del 20% dell'attivo patrimoniale. Allora lì, perché non pensare con degli accorgimenti di fare in modo che, visto che certi istituti di credito fanno delle loro legittime scelte di andare in un business, il mondo Confidi venga in qualche modo immesso a cercare di finanziare le imprese, cercando praticamente quello potrebbe essere, perché privarsi o non utilizzare uno strumento che c'è e che lavora da anni? Questa è la domanda. È chiaro che ovviamente davanti a questa cosa qua ci sono delle normative a livello nazionale che devono essere fatte, però allargare la filiera distributiva in un momento del genere potrebbe essere non la soluzione del problema, però probabilmente facciamo lavorare qualche impresa in più, il che non è male in un territorio come il nostro, che rappresenta un certo modello imprenditoriale e che comunque ha una sua dignità, non meno dei modelli che ci vengono propinati giornalmente
che magari non fanno parte della nostra struttura economica, della nostra cultura, delle nostre tradizioni, in cui uno magari lavorava in un'impresa come dipendente, poi usciva e si montava la sua. E quindi quel mondo lì potrebbe avere e trovare, qualora fosse fatto un incentivo in un certo modo, nel mondo dei confidi che deve, e ne abbiamo discusso molte volte, anche poter essere utile, cercare delle strade diverse per poter assistere le imprese. Non è un concetto sbagliato, e credo che in un momento come questo, e con quello che abbiamo fatto con questa iniziativa, con tutte le criticità del tasso che era basso perché si non erano imprese, penso che il mondo confidi, come diceva Sonia, si sia dimostrato il primo a cogliere l'invito della regione a collaborare a questa iniziativa, e questa cosa va riconosciuta e va anche valorizzata, secondo me, perché la risposta c'è stata. Dopodiché la governance deciderà, voglio dire, non sono io quello che decide, però è chiaro che il segnale che è stato dato nel momento in cui è stata data la provvista ai finanziatori e anche ai confidi, praticamente è stato un segnale positivo. Insomma, se dare la provvista può servire a far finanziare delle imprese in più, noi non abbiamo avuto, quando siamo partiti con l'intervento, alcuna preclusione. Abbiamo detto: signori, chi vuole può partecipare. Qualcuno ha legittimamente deciso di fare un business diverso, non gli interessava quel segmento di mercato lì. Vabbè, ma voglio dire, anche un'impresa vende il prodotto a chi vuole e praticamente non lo vende a chi non vuole. Il mercato è così, cioè il libero mercato è fatto così. Sono cose con cui magari dobbiamo fare i conti. Allora, nel premortamento, se l'interesse è zero, quanto si paga o non si paga niente? Allora, l'1,20 nella liquidità comprende ovviamente tutti quanti i periodi, no Sonia? No, però se c'è il preammortamento non pagano niente. Perché parte da dopo. Esatto, parte da quando parte il rimborso del capitale. Ok. Ci sono altre domande? Qualcuno vuole dei chiarimenti? Spero di essere stato abbastanza esaustivo e di aver risposto puntualmente alle vostre domande. Fatemi sapere se avete apprezzato l'intervento o meno, se siete d'accordo o meno, perché i tavoli di discussione o comunque le relazioni servono proprio a questo obiettivo. Io ho il dovere, come funzionario che si occupa della materia, di raccogliere più informazioni possibili da voi che partecipate, perché poi devo riferire. Quindi queste sono le occasioni che Unioncamere ci offre, molto importanti per diffondere il messaggio, quello che la Regione fa, le normative, ma per raccogliere. Quindi vi invito a non essere timidi se c'è ancora qualcosa che volete che affrontiamo o che può essere utile segnalare negli appositi tavoli istituzionali, sia governativi che all'interno della normativa degli aiuti di Stato. C'è questo famoso principio della sussidiarietà che l'Unione Europea ha voluto inserire nei nostri ordinamenti, e quindi insomma utilizziamolo, insomma. Bene, allora se non ci sono altri quesiti, ho visto che l'ultimo messaggio dice che appunto vi riservate di al limite fare domande o note successive a ricevimento del nostro materiale, per cui come si diceva siamo tutti a disposizione. Bene, se siete d'accordo allora terminiamo qui.
alla prossima. Grazie a tutti, grazie a Nicola che ha coordinato. State attenti agli annunci, perché adesso vedremo se riusciamo, parleremo, se riusciamo a fare un evento come questo nel quale andiamo a sbarcare il fondo sulla condivisione del rischio e magari il provvedimento sulle garanzie di portafoglio, e magari io vi inserirò qualcos'altro sulla normativa bancaria con qualche aggiornamento. Magari potremo anche parlare, se viene emendato, del quadro temporaneo di aiuto che è adesso vigente dell'Unione Europea, pare che sia prorogato, stiamo appunto facendo questo documento e quindi vediamo cosa ci dice la Commissione. Potrebbe anche essere questo oggetto, una cosa, se riusciamo a organizzare questo tipo di webinar per presentare gli ultimi 2 strumenti che chiudono quello che noi come Regione abbiamo pensato. Bene. Buon weekend a tutti, saluto tutti, ciao Nicola, ciao Sonia. Ciao, buon weekend a tutti. Arrivederci, salve, buon lavoro. Ciao. Arrivederci.